buonasera e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con l'informazione di Prealpina. Oggi, mercoledì 30 ottobre, quinto giorno di ricerche del ristoratore di Somma Lombardo Davide Violin, disperso da sabato scorso, quando è stato travolto dalla piena di un torrente sulle alture di Arenzano, in Liguria. La sua auto è stata ritrovata, ma vuota. Vigili del fuoco, protezione civile, soccorso alpino e capitaneria di porto sono impiegati nelle ricerche, rese difficili dalla quantità di detriti trasportati dall'esondazione. Ora le attività si sono spostate anche in mare. Grande apprensione nel Varesotto. E ora a Busto Arsizio, per il caso dell'ex dipendente Agesp processata per truffa, che si è trovata a dover vendere casa e auto per patteggiare. Vediamo il servizio della redazione. Alla fine il patteggiamento a 3 anni per truffa l'ha ottenuto, ma il prezzo è stato altissimo. Una ex dipendente di Agesp, la società che gestisce alcuni parcheggi a pagamento a Busto Arsizio, era finita al centro di un'indagine della Guardia di Finanza con l'accusa di essersi appropriata di 110.000 euro sottratti dai parchimetri dei quali era responsabile. Gli inquirenti scoprirono che la donna aveva manomesso, grazie a una tastierina elettronica comprata online, la capacità del rendiresto dei parchimetri e i soldi in più finivano nelle sue tasche. L'ex dipendente, condannata, ha quindi versato 30.000 euro in contanti e il resto lo ha racimolato vendendo un appartamento, 2 garage e 2 auto. Masterplan di Malpensa bocciato da Cardano al campo. Vi racconta tutto Annalisa Colombo. Non favorevole. Questo il parere espresso martedì 29 ottobre dal Consiglio Comunale di Cardano al Campo in merito al piano di sviluppo e ampliamento dell'aeroporto di Malpensa. Le opposizioni, ovvero Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Uniti per Cardano, si sono astenute dalla votazione, mentre la maggioranza di centrosinistra ha votato contro il Masterplan 2035 di Malpensa. Il sindaco Lorenzo Aspesi ha confermato la sua contrarietà non solo all'espansione di Cargo City, ma anche al progetto Airport City, ovvero la costruzione di edifici dedicati ai servizi ricettivi come gli hotel ed al terziario avanzato all'interno dello scalo aeroportuale e quindi non sui territori limitrofi. A sostenere la sua posizione c'è anche il capogruppo di maggioranza Massimo Poliseno. Il territorio, afferma, ha bisogno di una Malpensa che faccia da volano per l'economia e non di una Malpensa che le faccia concorrenza. Questa mattina a Varese, seconda edizione di My Job Day. Aumenta l'età di chi cerca un impiego. Il servizio di Adriana Morlacchi con immagini di Andrea Canevari. Sono stati circa 200 i colloqui di lavoro sostenuti ieri all'Una Hotels di Via Albania Varese nell'ambito di My Job Day Terziario, l'evento organizzato dall'ente bilaterale terziario della provincia di Varese per far incontrare domande e offerta di lavoro. 18 aziende hanno aperto 61 posizioni a cui si sono candidati in 100. 15 minuti il tempo massimo concesso ad ogni candidato per fare una bella impressione e sperare di essere richiamato dall'azienda. Colpisce l'età dei candidati, 40, 50 e anche 60 anni. Tante le persone che hanno alle spalle esperienze di lavoro qualificate, a cui la vita chiede di rimettersi in gioco e in molti casi di reinventarsi completamente. Assemblea Varese dei giovani imprenditori di Confindustria. Sentiamo il presidente del gruppo varesino Pietro Conti, intervistato da Emanuela Spagna. Le immagini sono di Andrea Cogotti. Mi sembra che il faro sia acceso proprio sul tema delle start-up e di come possano dare una spinta a questo territorio. Sì, corretto. Abbiamo deciso di mettere al centro delle tematiche della nostra assemblea odierna il dialogo tra start-up e impresa invece tradizionale. Questo perché? Perché le start-up rappresentano una grandissima opportunità per il nostro territorio e dunque creare un fermento imprenditoriale nel nostro territorio e permettere di attrarre giovani talenti è uno dei primari obiettivi per renderlo più competitivo e le start-up possono giocare un ruolo di accelerazione e di innovazione per l'azienda tradizionale. Domani, ultimo giorno di Angelo Tagliabue alla guida dell'Università dell'Insubria. Oggi il rettore ha illustrato il bilancio del suo mandato. L'ha intervistato per noi Barbara Zanetti. Le immagini sono di Agenzia Blitz. Se dovessi dirci in pillole i 6 anni che ha vissuto, come sono stati? Nel bene e nel male, diciamo. Avventurosi,
in pillole, avventurosi per tutte le vicende che ben conoscete, comunque dalla pandemia a tutti i notevoli cambiamenti che ci sono stati. Pensate che si sono avvicendati anche vari governi nel frattempo, invece noi eravamo qui, per cui questa dinamica di eventi ci ha portato a entrare in una velocità decisionale, a volte anche un pochino monocratica, determinata purtroppo dalle urgenze che si sono verificate. Per cui però ci ha aiutato molto a crescere e a diversificare anche il modo di pensare, perché ci siamo trovati di fronte a un mondo diverso che non immaginavamo assolutamente. Oggi il Salone delle professioni legate alla sanità. Medici e infermieri sono sempre più richiesti. Ascoltiamo Giacomo Mazzarino della Camera di Commercio di Varese. La valenza di questo progetto è duplice a mio parere, no? Da un lato, ed è forse la parte che più interessa a un ente come la Camera di Commercio, c'è un discorso di inserimento lavorativo e di orientamento dei nostri giovani verso il mondo del lavoro. Dall'altro c'è un problema di sostegno al comparto sanitario e al sistema sanitario, che sappiamo essere in difficoltà anche e soprattutto per carenza di personale, e il fatto di convincere un po' dei nostri giovani a intraprendere questa strada non può che andare a beneficio di tutta la popolazione. E ora lo sport, partendo dal basket. Jaron Johnson è tornato a Varese e ha debuttato domenica nella vittoria contro Pistoia. L'intervista di Giuseppe Sciascia con immagini di Angelo Puricelli. Jaron Johnson, welcome back in Varese. Your experience, your knowledge of the system to help a team in a difficult moment in the standings. What are your expectations for this comeback in Varese? My expectation is to come to be a helping hand like I was 2 years ago, play my part and push the team as far as being a veteran. Being this long in my career, I feel like I can lead these guys or show these guys points in different aspects of the game that they haven't seen yet. So me personally, I just want to come back and just educate them a little bit more on the game and how the league is run and how good we can be. La domanda era, ovviamente, con il bentornato a Varese, quali sono le sue aspettative per il ritorno alla città dove porta esperienza e conoscenza del sistema. Jaron vuole comunque mettere a disposizione la sua conoscenza del sistema, la sua esperienza e aiutare la squadra in aspetti del gioco che ancora non hanno visto, per cercare di portarla fuori dalle difficoltà della bassa classifica. Calcio Serie C. La Pro Patria ha interrotto ieri sera la striscia positiva, perdendo sul terreno dell'Arzignano. Ascoltiamo l'analisi dell'allenatore Riccardo Colombo. Ci sono mancate le energie nel secondo tempo, assolutamente. Abbiamo approcciato bene la partita, abbiamo comandato sempre il gioco, abbiamo avuto dei presupposti per tirare, per fare gol nel primo tempo, assolutamente. Nel secondo tempo siamo partiti bene ancora. E poi, come ti ho detto, c'è mancata l'energia, tutte anche le energie mentali che abbiamo speso nelle scorse partite, nelle rimonte, soprattutto quella di venerdì col Trento, e i cambi ci hanno dato un po' meno energia rispetto al solito. E ora lascio la parola al collega Massimiliano Martini per le anticipazioni delle notizie che troverete sulla Prealpina di domani, in edicola e in edizione digitale. Buonasera, proseguono i nostri approfondimenti sull'autonomia differenziata. Sul giornale di domani l'intervista di Pasquale Martinori al consigliere regionale della Lega Emanuele Monti. Non vuole l'autonomia, dice chi governa male. Come tutti i giovedì in edicola con la Prealpina il settimanale Oltre, che analizza il fenomeno dei mostri sacri del rock che tornano sul palco, tutti con grande successo. Con la Prealpina di domani poi lo speciale Arte Funeraria, mentre nelle pagine di sport troverete tutti i risultati del turno infrasettimanale di calcio. Infine le interviste di Adriana Morlacchi per il Job Day, chi cerca lavoro a un'età sempre più avanzata, e il primo consiglio provinciale dopo la nomina del nuovo esecutivo del presidente Marco Magrini. Ne parla Riccardo Prando. Grazie Massimiliano, e con questo per oggi è tutto. L'appuntamento con l'informazione di Prealpina torna domani alle 19. Buona serata!